pien come un œuf, ves pien come un œuf, pieno come un uovo. L'uovo è pieno, ha dentro l'albume e il tuorlo, ed eventualmente, se è uovo fecondato dalla gallina, che poi diventa chioccia, cioè la pitta che cova le uova, dopo ben faire puresin. E quanto il ben faire puresin il falso verso. Puresin il falso verso, però appunto prima le stelle dell'œuf, pien come un œuf, lo si può dire per tante ragioni. Pien come un œuf, Cherubini ci dice ricco, sordo o sfondato, pieno come un uovo, che ha pieno il quagliere, cioè lo si interpreta come pieno di ricchezze. Certo, va bene, si può dire anche in senso lato, anche in senso ironico. Carlo Porta, una delle sue più famose poesie, L'offerta a Dio, sottotitolo La preghiera, dopo che la donna Fabia Fabrun Fabriang ha raccontato tutto quello che è successo di prima al padre Sigismund ex francescan, e dice che il padre Sigismund pien come un œuf de zèle de religion, cioè pieno come un uovo di zelo di religione, però è detto ironicamente perché in realtà Porta dice che questo ex frate, ex francescano, era sculda dal sun di fulserine di tunt, cioè era scaldato, era infervorato dal suono delle forchette dei piatti, cioè siccome aspettavano di mangiare era più che altro preoccupato, invogliato dalla minestra che doveva arrivare, fatta dall'Anselmo, dal domestico nonché cuoco di casa Fabrun Fabriana, ecco, per cui in quel caso lì è usato in maniera molto, molto ironica. Pien come un œuf, per la mia regiura, se parlava casomai anche di gente che l'aveva bevuto un po', quelli va alle piene un œuf, cioè ha bevuto tanto, l'è un po' ciuc. Se cominciassimo a vedere i proverbi riguardanti l'ubriachezza o simili, avremmo da stare qua ancora per parecchio tempo. Curiosamente c'è un altro proverbio che riguarda sempre appunto il fatto di aver alzato un po' il gomito, che se descrive un lengaina, bessingaina, cioè essere ubriaco. Curiosamente appunto il pollame, probabilmente, chi lo sa, perché forse anche la gallina quando cammina ha un'andatura, fa un verso che rispetto all'uomo potrebbe sembrare quella di uno un po' alticcio, chi lo sa. L'uso popolare ha condotto anche a questo. Però ecco, noi siamo un œuf della felicità, perché siamo a Pasqua, ieri era Pasqua, proprio domenica, anche lunedì dell'Angelo, e allora siamo contenti, siamo pieni con un œuf di felicità, perché fa questo primo anno del nostro canale, e vi daremo cosa fa più se avanti, però insomma fa la nostra serie, come ho detto anche nel video precedente. Quindi riauguri di buona Pasqua a tutti, e con te salute del nostro puresin. Tanti saluti a tutti, ciao!